È l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Torniamo a parlare di cantieri e soprattutto di un'altra novità positiva per il comparto dell'edilizia. Dopo il risultato ottenuto qualche tempo fa con la semplificazione degli adempimenti burocratici relativi ai rifiuti prodotti dalle imprese del settore, Confartigianato ha colto un altro importante obiettivo a vantaggio delle categorie edilizia e movimento terra. Ce ne parla il delegato all'ambiente e all'energia Gianluca Cavion. Abbiamo collaborato con la Regione in quest'ultimo anno per cercare di accorciare i tempi per le aperture dei cantieri e dopo un anno abbiamo avuto degli ottimi risultati perché siamo riusciti a semplificare quelle che sono le normative che ci vincolavano i 90 giorni per aspettare il parere. A oggi invece abbiamo la possibilità con una comunicazione ad ARPA e al Comune di riuscire a partire immediatamente quando abbiamo la concessione. Benefici non solo di tipo burocratico ma anche di ordine economico. Guardi, abbiamo stimato che in provincia di Vicenza questo può incidere intorno ai 10 milioni di euro come risparmio sulle nostre imprese. Se guardiamo alle singole imprese, questo beneficio economico in che cosa si traduce? Beh, è un beneficio importante direi perché se calcoliamo che su ogni impresa si possa risparmiare 1 migliaio di euro su ogni cantiere che viene aperto, penso sia un risultato molto importante che Confartigianato è riuscita a portare per le proprie imprese.